Radio Libertà, la linea va subito da Antonino Danna. Ben trovato Antonino. Grazie condottiero mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, buon lavoro anche a te. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, questa è la puntata di lunedì 5 di dicembre, l'anno del Signore 2022. Cominciamo la nostra puntata ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Infine, da stasera, un terzo appello. Il terzo appello lo trovate sulla nostra pagina Facebook. Bisogna svegliare il governo italiano. Andrea Costantino deve essere liberato. Mandate quindi una mail o al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro degli Affari Esteri o al gabinetto dell'onorevole Ministro degli Esteri o alla sua segreteria particolare, però sappiate che gli indirizzi sono nel primo caso presidente@pec.governo.it, nel secondo ministero.affariesteri@cert.esteri.it, nel terzo gabinetto.ministro@cert.esteri.it, segreteria.ministro@cert.esteri.it e infine la segreteria generale del Ministero degli Esteri, segreteria.generale@cert.esteri.it. Dal 21 marzo del 2021 Andrea Costantino sta vivendo una vicenda che definire kafkiana e fargli veramente un complimento. Lo hanno arrestato sotto gli occhi della moglie e della figlia, una bambina di 5 anni che non ha nessuna colpa se non quella di essere figlia di Andrea Costantino. In particolare gli è stata lanciata contro un'accusa abbastanza fumosa, non c'è un documento depositato, pare che, almeno questa sarebbe l'accusa, avrebbe collaborato con l'organizzazione terroristica yemenita degli Houthi, ma queste accuse non hanno alcun riscontro con un atto formale. In realtà si riferirebbero a quanto pare a un carico di gasolio, peraltro legittimamente autorizzato e di cui le autorità degli Emirati Arabi Uniti, dove oggi il nostro Andrea si trova recluso, erano state debitamente informate a loro tempo. Il 31 maggio scorso il presidente Mattarella ha ottenuto la liberazione, o meglio, la scarcerazione di Andrea Costantini al carcere in quel di Abu Dhabi, dove ha passato 14 mesi che non sono stati certamente raccomandabili. Al momento si trova, ve lo riassumiamo, in questa dépendance dell'ambasciata italiana negli Emirati Arabi Uniti. È stata fissata una multa da 550.000 euro, forse da 270, ridotta a 275.000, ma anche qua non c'è niente di scritto, non c'è niente di ufficiale, per cui, signore e signori, siccome qua ogni qualvolta in cui Stefania Giudici, la compagna di Andrea, si rivolge alle autorità, le sembra di rimbalzare contro un muro di gomma e forse anche peggio, allora a questo punto, popolo italiano, per favore, intercedi per Andrea Giuseppe Costantino, intercedi perché Andrea Costantino è uno di noi. Andrea Costantino è un imprenditore, è uno che si è sempre guadagnato la pagnotta pagando regolarmente le tasse, ha fatto il suo dovere, è una persona per bene, per cui l'importante è che torni in Italia. Poi dopo il resto con gli emiratini ce lo discuteremo, ma la cosa più importante è che Andrea Costantino torni in Italia. Fatto questo mio dovere e fattolo con il rispetto che si deve a un uomo che sta attraversando una prova del genere, cominciamo la nostra trasmissione, cominciamo la nostra puntata. Stasera avremo questa intervista con Chiana Ieri, fotogiornalista di fama internazionale, collabora con il New York Times, il National Geographic e fa parte anche di TED, questo think tank dove si discutono le idee per un futuro, un domani diverso.
e in particolare lei è da 8 anni di stanza a Kabul, ha girato l'Afghanistan in lungo e in largo, è iraniano-canadese, per cui credo che avremo un tema su cui riflettere. Siccome l'Afghanistan è entrato un po' nel cono d'ombra dopo la nostra fuga, nostra intendo come occidentali, dopo la fuga degli occidentali nell'estate del 21, beh, ci faremo raccontare com'è la vita da quelle parti e vi garantisco che non è una situazione allegra. Adesso però, siccome è lunedì, rispettiamo la tradizione. Lunedì si balla. Con cosa? Renato Zero, Triangolo 1978. E andiamo.